Ciao a tutti e benvenuti su Hotspot Italy. Oggi ci troviamo a San Bartolomeo delle Montagne, meglio noto come San Bortolo, un piccolo ma grazioso paese della Lessinia, così denominato in onore del vescovo di Verona, Bartolomeo della Scala. È conosciuto anche col nome di San Bartolomeo tedesco perché questa è terra di cimbri. Possiamo trovare in cima a una collinetta sulla strada che porta verso Contrada Cracchi l'oratorio della Santissima Trinità, fatto costruire nel 1613, dove ogni anno si celebra la festa dei trombini. Nel 1976 è nata la Libera Associazione Folcloristica dei Trombini di San Bartolomeo delle Montagne, costituita da un gruppo di sparatori di questi antichi strumenti di difesa, oggi diventati oggetti per celebrare eventi festivi. Da queste parti la fede si esprime anche attraverso l'arte scultorea. La chiesa parrocchiale, la cui altezza supera i 25 metri, la facciata è in stile corinzio e preceduta da una bella scalinata in marmo rosso, quello tipico locale. All'interno si può ammirare la maestosa volta della navata che racchiude un bell'altare sempre in marmo rosso e in fondo all'abside una grande statua in gesso di San Bartolomeo, realizzata dal sacerdote veronese Don Trecca, che ritrae il santo durante il suo martirio. Così come avviene in altre località della Lessinia, conserva le testimonianze di questa secolare tradizione nel suo piccolo ma prezioso museo accanto alla chiesa parrocchiale. Sulla piazza di fronte alla nuova chiesa di San Bortolo potete trovare colonnette votive su cui sono scolpite figure religiose. In fondo al paese possiamo trovare un bel parcheggio con un bellissimo parco giochi che farà felice i vostri figli.